Ciao, eccoci per la terza pillolina della settimana e oggi ho una bella sorpresa perché lui non se l'aspettava, è appena arrivato a Lugano a Sì, trovarmi Federico, che è il mio braccio destro ticinese. qua in Ticino, della Vuoi divisione presentarti ticinese. tu? Sì, allora piacere, sono Federico, collaboro a Nicoletta da ormai 3 anni e sono contento perché stiamo raggiungendo risultati insperati per certi versi e che dire, siamo riusciti a organizzare persino un corso d'estate, Bene, hai corso di visto? lavoro in estate, A quindi Lugano. vuol dire che qualcosa funziona anche qua e niente. Quello che stiamo cercando di fare, oltre a creare qualcosa, un bel meccanismo anche qua in Ticino, anche di crescere poi individualmente, come stiamo, penso, facendo, Certo. anche su tutti i livelli, non Ed è soltanto... bello perché leggerò a Fede una pillolina su un uomo d'affari. Mhm. E io dico sempre, scherzo con Federico, di ricordarsi fra qualche anno di venirmi a prendere con Con l'elicottero, l'elicottero. perché pensate, lui aveva 16 anni, mi ha organizzato a 16 anni il primo corso di memoria, ma in modo semplice, leggero, ti diverti, lo fai con passione e i risultati arrivano. Quali sono il Sì. segreto secondo te, Fede? Ma secondo me allora, la prima base di tutti i successi è sicuramente la passione, o comunque se non è passione, comunque qualcosa che ti porta a fare qualcosa con molta voglia. E questa direi che è la base. Dopodiché ovviamente poi le capacità sono anche importanti perché Certo. se uno non ha gli strumenti diciamo che è difficile. Però sicuramente senza voglia, anche con molte capacità non si arriva da nessuna parte. Hai voglia di ascoltare con me la pillolina di oggi? Sei un uomo d'affari, è anche indirizzata a te. Un uomo d'affari di New York mise $1 nella tazza di un mendicante che vendeva matite e si affrettò a salire a bordo della metropolitana. Ripensandoci, scese dal treno, andò verso il mendicante e prese parecchie matite dalla tazza. Scusandosi, spiegò che nella fretta si era dimenticato di prenderle, sperando che l'uomo non se la fosse presa. Dopotutto, disse, lei è un uomo d'affari proprio come me, ha merce da vendere e la vende a un prezzo equo. Quindi il senso è che non poteva dargli soldi senza avere Senza nulla in prendere cambio. indietro niente. Cioè, Mhm. gli dai soldi, però giustamente lo tratta alla pari, lo Come tratta. principio, ma è giusto così, sì, sì. Senti alla fine. In un raduno sociale, alcuni mesi dopo, un venditore elegantemente vestito gli si avvicinò e si presentò. Probabilmente non si ricorda di me e non sa il mio nome, ma io non la dimenticherò mai. Lei è l'uomo che mi ha ridato la mia dignità. Era un mendicante che vendeva matite, finché non è arrivato lei, dicendomi che era un uomo d'affari. Un uomo saggio ha detto: molte persone sono andate più lontano di quanto pensavano di poter andare, perché qualcuno ha detto loro che ne avevano le capacità. Il bene maggiore che possiamo fare per qualcuno non è condividere con lui la nostra ricchezza, ma piuttosto rivelargli la sua propria ricchezza. Il primo passo per il successo è conoscere il proprio potenziale e il secondo passo è conoscere il potenziale degli altri. Per fortuna, quando riconosciamo la nostra capacità, è facile anche riconoscere la capacità degli altri. Una volta che la vediamo, possiamo aiutarli a scoprirla da soli. Sai che io credo un sacco, Fede, nelle sincronicità. Tu sei arrivato al momento giusto, perché se ci pensi, cioè tu, sincero, quando hai iniziato pensavi di arrivare dove siamo arrivati adesso? No, proprio perché all'inizio cioè, la mia prima spinta era quella della passione, dopodiché penso che visto che c'era quella, dopo è arrivato poi tutto il resto abbastanza naturalmente. E Mm. cosa hai sentito da parte mia? Che cosa? Che sensazione ti ho trasmesso? Ma Com'è che ti ho sempre trattato? a livello paritario, se vogliamo parlare in questo caso, sì, sì, cioè per legare un po' Sì. quello che abbiamo letto adesso, nel senso che, beh, almeno io personalmente non mi sono mai sentito, cioè non mi sono mai sentito come qualcosa, no, il lavoratore, no, di quello che... Sì. No, invece il fatto di essere, cioè di essere sempre parte, ma non per soltanto come forma, anche nella sostanza, come un qualcosa, una parte di un gruppo di persone che lavorano assieme, mi ha sempre aiutato anche da questo punto di vista molto. E Fede, un messaggio che vuoi dare? Quello che ti viene? Ma la cosa molto importante secondo me è che allora nella nostra vita ci sono molte persone che criticano, altre che sostengono, la verità è sempre nel mezzo, nel senso che non abbattetevi quando qualcuno magari esageratamente critica o vuole tarparvi le ali, come allo stesso tempo è importante anche non farsi trascinare esageratamente da chi
chi vi consiglia, magari chi vi sostiene, quindi mantenete sempre il vostro equilibrio e mantenete specialmente sempre la vostra opinione, sostenetela. Io vi ringrazio, è stata una bella sorpresa per me avere Fede oggi qui con noi e a presto con la prossima pillolina. Buona visione e buon ascolto, grazie.